Se è vero come è vero che nella vita gli esami non finiscono mai, è altrettanto vero che può bastare un semplice quadrimestre per capire se già è idoneo l'esaminato. Noi ci troviamo in questa bellissima sede di Banca Patrimoni Sella proprio per accendere i riflettori su una banca che intende valorizzare il territorio, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua ricchezza e cercare in qualche modo di avvantaggiarne lo sviluppo. E lo abbiamo fatto incontrando il vice direttore commerciale, il dottor Flavio Sarcià. Dottore Sarcià, voi fondate la vostra attività sulla cultura del valore patrimoniale. Per citare una dichiarazione di Federico Sella, che è l'amministratore delegato, oltre che direttore generale della Banca Patrimoni Sella, un patrimonio è prima di tutto un impegno verso coloro che lo hanno costruito e verso coloro che ne raccoglieranno il testimone. Ecco, come concretizzate questo concetto con i vostri clienti? Dice molto bene, dottore, il patrimonio è un valore inestimabile perché è frutto di sacrifici, di grandi rinunce e spesso anche di grandi sogni e di grandi progetti familiari oltre che aziendali. La nostra cura è quella di stare vicino ai nostri clienti attraverso un'attenzione massima e soprattutto in una tutela massima dei loro patrimoni. Attraverso i nostri private banker la banca cerca di risolvere e assistere al meglio le esigenze della clientela attraverso prodotti e servizi utili a questo scopo ben preciso, in primis la tutela dei patrimoni. Ecco, le prime tracce delle imprese della famiglia Sella risalgono addirittura al 1570, da allora quindi si registrano ben 450 anni di storia che partono dal tessile e passando per l'azienda agricola, quindi col vino, arrivano fino alla banca alla metà degli anni 800. Poi nel 2005 prende forma il progetto di Banca Patrimoni Sella. In un tessuto sociale come quello catanese e siciliano, che rispondenza state avendo? Ma la risposta è molto buona, noi siamo reduci dall'apertura di una prestigiosissima sede proprio su Catania che vuole essere la testimonianza della nostra voglia di stare vicino al territorio. Catania è da sempre una provincia importantissima, un riferimento direi anche del sud Italia per il suo tessuto imprenditoriale, penso all'Etna Valley, penso a quanto essa può esprimere e ovviamente la nostra banca che si rivolge a una clientela particolarmente esigente ha voglia di farlo continuando in maniera assolutamente attenta una storia imprenditoriale lunga quasi mezzo millennio che la famiglia Sella, partendo da Biella, ha disegnato e ha scritto nella pagina italiana. Lei parla di clientela, voi puntate molto sulla cultura, sulla crescita dei giovani e delle imprese locali. Imminenti sono ad esempio i vostri appuntamenti come unico partner del settore su eventi di prestigio che si svolgeranno proprio nella città di Catania. Primo fra tutti, in ordine cronologico, il Sicily Business Forum che è previsto per il 22 marzo. In che cosa consiste e come prevedete appunto la vostra presenza? Ma il Sicily Business Forum è un appuntamento ormai a un'altra delle sue edizioni che vuole concentrare in una giornata formativa ed informativa le imprese più importanti del territorio e non solo siciliano, si estende anche oltre i confini dell'isola. Il nostro piacere, direi anche il nostro orgoglio di essere lì presenti come partner bancario è quello di dare un'ulteriore dimostrazione di quella che è la nostra voglia di stare accanto al territorio. Il mondo della città di Catania è rappresentato, a nostro parere, da una miriade di esigenze che possono essere soddisfatte attraverso una cosa che spesso, purtroppo, a volte viene dimenticata, cioè la vicinanza alla clientela, la personalizzazione e, perché no, anche un approccio tailor-made che non guasta. Ecco, in questi contatti diretti che voi cercate e trovate ci sono poi altri due appuntamenti per i mesi successivi, dal 17 al 19 aprile c'è Ecomed e dal 22 al 24 maggio l'appuntamento con l'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati.
Ecco, mi vuole parlare un attimo anche di questi due appuntamenti? Parto dal primo, che è Ecomed. Ecomed, come credo i suoi lettori sapranno, dottore Regalbuto, è un appuntamento che guarda molto al green, quindi alla sostenibilità ambientale e a tutto ciò che riguarda le imprese del Mediterraneo che si affacciano a questo nuovo approccio di sostenibilità. Noi siamo una banca da sempre molto votata alla sostenibilità, dagli arredi delle nostre sedi realizzate con legno riciclato a tutto ciò che poi riguarda le procedure paperless, quindi tentiamo ove possibile di risparmiare carta e salvare alberi. È proprio uno dei nostri driver della giornata lavorativa, il mondo della sostenibilità. Non potevamo non essere presenti a questo importantissimo 3 giorni che si terranno al centro fieristico di Mister Bianco. A seguire va bene gli ordini professionali, quindi dagli avvocati, perché no, a quello dei notai a cui parteciperemo a fine di aprile a un convegno importantissimo che si terrà a Taormina, è tutto un valore aggiunto per far capire quello che è il concetto del terroir, quindi di voler essere presenti sul territorio non a chiacchiere ma a fatti concreti utili al sostegno degli imprenditori e delle famiglie catanesi e siciliane. Torniamo allora per un attimo a parlare proprio del territorio, perché recentemente l'Istat ha certificato che la ricchezza delle famiglie siciliane è sempre più in calo. A Catania addirittura il reddito pro capite è meno della metà di quello di Milano. Ecco, dove sono finiti e come recuperarli i tempi in cui Catania veniva indicata come la Milano del Sud? Guardi, questo è un tema molto caldo su cui probabilmente dovremmo dedicare altre puntate su New Sicilia, perché non è un argomento che si può affrontare in poche parole, però le dico con estrema convinzione che Catania è ancora potenzialmente la Milano del Sud. Lo dico anche per il mio ruolo come vicepresidente vicario in Confindustria Catania ormai da 14 anni, che mi dà anche la possibilità, direi la grande opportunità di avere una visione un po' più ampia. Ho smontato lo zoom dalla mia ipotetica macchina fotografica e invece ho montato un grandangolo che mi permette di osservare in maniera assolutamente più concreta quello che poi è il substrato imprenditoriale della città che amo essendo un catanese doc, con potenzialità importantissime. Sicuramente non bisogna mandare sprecati tutto quello che arriva in termini di PNRR, di comunità europea, di fondi dello Stato oltre che regionali. Bisogna assolutamente cogliere l'opportunità, fare molta squadra all'interno di questo tessuto e perché no rifar decollare e far ritornare Catania agli splendori di qualche decennio fa. Dottore, mi sembra di capire, ma non ce n'era bisogno, che ovviamente c'è molta carne al fuoco, avete molte buone intenzioni, quindi io direi ci diamo un appuntamento periodico per poter analizzare non soltanto i risultati che Banca Sella si prefigge e che vorrà e sicuramente otterrà, ma anche per analizzare un po' i temi di che possono permettere di sviluppare il territorio così come volete voi dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Siamo onorati di farlo insieme a lei e quindi ci diamo appuntamento e diamo appuntamento ai lettori di New Sicilia a un prossimamente, quindi a una prossima edizione che potremmo assolutamente pensare di far diventare un appuntamento cadenzato, utile non solo a raccontare noi, quindi Banca Patrimoni Sella, ma perché no, fare anche pillole formative, informative, utili a supporto dei risparmiatori, utili alle imprese per cogliere le opportunità che il mercato così complesso ci offre e quindi da parte nostra massima disponibilità oltre che immenso piacere di partecipare alla vostra testata. Benissimo, allora è un impegno che noi cogliamo con molto piacere e che quindi porteremo avanti insieme per i nostri lettori. Grazie per tutto. Grazie a lei, gentilissimo.